Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, ha ospitato ieri 14 novembre la cerimonia conclusiva del premio letterario Luigi Pirandello 2025, promosso e organizzato dall'Erso di Catania in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Enna Core, l'Erso di Enna, con il patrocinio della città di Agrigento e della Fondazione Federico II. L'evento si è svolto presso il palazzo dell'ex collegio dei Padri Filippini di Agrigento, luogo simbolo della memoria e della cultura siciliana, un omaggio al grande drammaturgo, premio Nobel Luigi Pirandello e alla creatività letteraria dei giovani autori universitari. All'evento hanno partecipato gli studenti vincitori, finalisti e i partecipanti provenienti dai vari atenei Catania e Enna che hanno coorganizzato il percorso formativo e letterario del concorso. Nel corso della cerimonia ufficiale, il sindaco di Agrigento Miccichè ha consegnato le 2 targhe di riconoscimento speciale andate alla professoressa Sara Zappulla Muscarà per il prezioso contributo alla divulgazione internazionale dell'opera di Luigi Pirandello, al dottor Giampiero Pambini, capo ufficio stampa dell'Erso di Catania, per aver ideato e organizzato un evento ormai consolidato che contribuisce alla divulgazione tra i giovani universitari dell'opera di Luigi Pirandello. Oggi qui ad Agrigento per questo premio Pirandello? Sì, 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 questo premio oggi ha una valenza, diciamo, particolare. In primis perché chiaramente siamo alla 10ª edizione, cioè quindi che abbiamo celebrato a Catania l'anno scorso e doveva completarsi questa operazione proprio qui ad Agrigento. Per questo ringraziamo il sindaco di Agrigento e tutta l'organizzazione che è stata messa a disposizione per l'Erso di Catania, appunto. La nostra partecipazione è entusiasta e sono entusiasti i ragazzi che partecipano numerosi a queste manifestazioni. L'Ersu non si limita più oramai a servire e a offrire servizi appunto di alloggio, non ci vogliamo limitare a fare ristoratori e albergatori, lo dico così fuori dai denti, ma bisogna anche indirizzare i ragazzi verso la cultura, ecco, e quindi invitiamo i ragazzi a leggere. Io sono un docente universitario, insegno a beni culturali a Catania e presiedo il corso di laurea di Siracusa sulla progettazione e gestione del turismo culturale. Per cui ecco, nella mia, diciamo così, forma mentesi, ma anche in quello che è il mio paradigma culturale di base, quello di invogliare i ragazzi a leggere, oltre che a studiare chiaramente le discipline del proprio percorso di studio, a leggere di letteratura, e noi abbiamo un simbolo in Sicilia che è uno dei più grandi, chiaramente parliamo del Nobel per la letteratura Luigi Pirandello, e dunque ecco, e questo è il nostro compito, e questo è il nostro compito perché sostengo sempre, è diventato il mio mantra, effettivamente la cultura. 10 anni di un premio che è stato fortemente voluto da lei, un premio che è cresciuto e che ha assunto adesso un respiro regionale. Sono molto fiero di questo, ringrazio sotto ciò anche l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, del segretario generale, che ci hanno aiutato in questa difficile impresa. Mettere d'accordo tutti gli studenti della Sicilia non era una impresa facile. Ci siamo riusciti, questa è la festa e il premio degli studenti universitari e abbiamo avuto l'opportunità anche di conoscere posti meravigliosi che la città di Agrigento offre, con una pulizia, mi sento di dire, notevolissima, proprio notevolissima. Sembriamo in Irlanda, in Norvegia. Sono veramente contento. Con noi ci sarà la professoressa Sara Zappulla Muscarà, che è considerata la più grande esperta in questo momento che c'è di Pirandello, e penso che gli studenti che escono da questa manifestazione saranno estremamente soddisfatti di aver partecipato in una occasione che fa parte del circuito culturale di Agrigento, capitale della cultura italiana del 2025. Doppia veste anche come premiato oggi, quindi non solo l'organizzatore di questo premio, ma anche riceverà un riconoscimento per l'impegno profuso in tutti questi anni. Di questo ringrazio la mia amministrazione, il presidente dell'Ersu, la dottoressa Rossana Signorino e il direttore, ingegnere Salvatore Cantarella, che mi hanno dato grande sostegno in ogni attività del genere.
Oggi la città di Agrigento, come capitale della cultura, accoglie gli studenti dell'università per parlare di un grandissimo drammaturgo, autore, nel segno di quella che è la voglia di lasciare ai giovani ancora una volta un grande insegnamento, che è quello dell'amare la propria terra e la propria cultura. Sì, grazie per essere qui oggi, ringrazio l'ERSU di Catania per aver scelto Agrigento. Quest'anno noi siamo capitale italiana della cultura e il tema Pirandello è al centro della nostra attenzione, ma è al centro dell'attenzione anche nazionale e internazionale, e non si poteva quindi non ospitare questo meraviglioso evento. È una missione che noi abbiamo avuto sempre sin dall'inizio portare avanti, e coloro i quali che hanno voluto fortemente questo evento sono qui accanto a me. Ci rivolgiamo anche ai ragazzi, ci rivolgiamo anche al patrimonio culturale e territoriale della nostra provincia, e questa è poi la missione che il filo conduttore che ha seguito il nostro dossier che poi abbiamo presentato al Ministero dei Beni Culturali. Professoressa, lei ormai da Agrigento è veramente di casa e oggi verrà anche premiata per tutto quello che ha fatto per diffondere nel mondo l'opera di Pirandello. Sono veramente orgogliosa e grata all'ERSU, all'amministrazione comunale, al sindaco di questo riconoscimento, perché è dedicato all'autore che più ho amato fin dalla giovinezza, Pirandello, perché abbiamo con noi anche i nostri studenti che condividono l'entusiasmo che ci anima tutti per promuovere e diffondere, fare conoscere sempre più, perché Pirandello è naturalmente il nostro orgoglio, era la figura di questo splendido scrittore, è il più grande drammaturgo insieme a Shakespeare, è tradotto in tutto il mondo, ecco, ed è sempre attuale. Lui scrive nelle sue commedie oggi, ecco, e lo ha spiegato lui stesso, dice oggi perché il mio teatro è sempre contemporaneo, in quanto ecco, io parlo non dei tempi, delle epoche, ma dell'uomo. L'uomo ha sempre gli stessi problemi, la difficoltà di comunicare, l'impossibilità di conoscere la verità, la pena di vivere così, come la chiama lui. Ecco, allora siamo tutti orgogliosi di questo diciamo, scrittore di primissimo piano in ambito mondiale, e tutti entusiasti di poterci occupare di lui, di poterlo fare conoscere soprattutto ai nostri giovani e entusiasti allievi.